Eccoci qui, riprendiamo. Innanzitutto vorrei leggervi un primo messaggio che arriva dalla professoressa Treu e mi scrive: volevo mandare un caro saluto a tutti, approfitto per fare anche una piccola considerazione sui numeri razionali a cui la professoressa Lazzaro ha appena accennato. Relativi. Scusate, leggo, sono un po' dislessica. Sì, allora, però svilupperà nella seconda parte, giusto? Irrazionali. Esatto, sì. Allora appunto era l'anticipo sui numeri razionali, scusate. Anche come rapporto, dice, i numeri irrazionali anche come rapporto, concetto non facile ma che offre molti spunti e legami con altri ambiti sia matematici che non, può anche agevolare il concetto di proporzione e rendere più semplici le proprietà delle proporzioni. Questo era un primo punto. Un'altra considerazione sui numeri relativi. Mi sembra molto importante che ciò che Daniela Lazzaro ha detto riguardo all'attività che consiste nel far trovare ai ragazzi stessi la notazione più comoda, tra virgolette. Penso che possa essere davvero un'occasione per far fare matematica ai ragazzi. In questo modo si dà loro l'occasione di vedere che la matematica non è calata dall'alto, ma è frutto anche di un mettersi d'accordo su come scrivere le cose e sul fatto che alla fine prevalgono sempre i modi di scrivere le cose le cose nel modo più economico possibile. Abbiate pazienza, ma vedo male. Nel senso che scrivo meno e mi consente di fare i conti più rapidamente. Ciò non toglie che possiamo lasciare ai ragazzi la libertà di scegliere nomi o simboli in tutta libertà, anche solo per divertirsi, ma è utile arrivare a osservare con loro che le notazioni della matematica alla fin fine sono le più economiche, quindi le più efficaci. Poi proseguo con le indicazioni, le domande che sono arrivate. Parto con Vicenza. In aula segnalano che già molti libri di testo propongono in prima media i numeri relativi e il piano cartesiano anche con i 4 quadranti. Inoltre dicono la difficoltà maggiore per gli studenti della prima media sta nella descrizione con esempi concreti delle operazioni con i numeri relativi. Poi da Verona mandano un saluto anche loro e hanno 4 punti. Allora, indicazioni di qualche testo per i ragazzi chiedono che abbia aspetti didattici attuali di matematica. Poi, la notazione di numeri negativi, quale viene da lei consigliata? Era il discorso con parentesi, cioè più 3 meno più 5 scritto libero, oppure più 3 tra parentesi meno più 5. Forse conviene cominciare a rispondere perché Sì, sennò... allora sicuramente io la parentesi per l'individualità, per conservare l'individualità del numero. Testi da consigliare. Però, come ha detto la professoressa Treu, c'è sempre una contrattazione che può essere efficace se addivengono una decisione diversa e questa funziona, va bene anche questo. Per il testo dovrò fare, dal punto di vista, dovrò fare delle ricerche, sinceramente, perché dovrò consultarne più di uno, quindi vi farò sapere. Mi hanno confermato anche qua comunque che vi sono testi oramai che lo introducono, più testi, Digimat, testi della Pearson, probabilmente dell'Ericsson, che lo introducono già, che introducono già i numeri relativi dalla prima. E quindi introducono anche, come dicevate voi correttamente, i 4 quadranti, e credo che così in effetti le difficoltà, come abbiamo sottolineato prima, si possono superare. Qui hanno anche detto qualcuno che non le ha introdotti, ad esempio, in prima, ma li ha introdotti in terza. È un potente strumento, come si diceva il precedente anno, è comunque la retta numerica, perché far andare a destra e a sinistra è uno strumento efficace. E se posso dire qui riguardo alle
operazioni, quella io ho parlato semplicemente poco di addizione e poco di sottrazione. Relativamente a questo hanno trovato molto in sala, almeno parlo, molto significativo l'esempio delle temperature, la differenza delle temperature entrambe negative, così come relativamente alle operazioni e all'uso simbolico hanno trovato significativo il fatto di ricorrere ai esempi diversi da quelli che possono essere la temperatura che può portare a qualche concezione non del tutto e non corretta, ma ad esempio l'episodio delle penalità anche per rifuggire rispetto al solito, che è quello che si usa, cioè il fatto dei debiti e dei crediti. Relativamente alle operazioni, io ritengo che le difficoltà poi siano soprattutto per la moltiplicazione. Voi sapete che ci sono alcuni consigli, la professoressa Treu ne ha dato uno, io ne ho uno, se volete lo inserisco nel forum, che non è strettamente, diciamo, matematico, però può portare a capire il perché un simbolo negativo moltiplicato un altro simbolo negativo possa poi essere positivo. Oltre all'esempio, sapete, sui 4 quadranti, che riprende anche che cos'era l'università, niente, faccio che riprende anche in alcune lezioni dell'università, non ricordo di che cosa, cioè il fatto che rovescio il rettangolo con 2 colori, quindi si ripropone un segno positivo nel terzo quadrante dove i simboli sono, che è Castelnuovo, appunto, entrambi negativi. No, ho un altro esempio che vi metterò nel forum in cui non è proprio formalizzato al 100%, però può far arrivare a capire perché, detto male, meno per meno fa più, perché ricercando e ricercando ho trovato, vi dico, i libri di inglesi giocano con le tessere di colore diversi, ma non ho approfondito perché mi pareva abbastanza e probabilmente un po' troppo lungo questo. Ecco, qui sempre da Verona chiedono anche invece sull'esempio delle temperature di Oslo e Vienna, non è che creiamo maggiori difficoltà con addizioni di razionali invece che vedere i 2 gradi di differenza con più intuizione visiva? Va bene, usare la retta, scegliete come volete, però poi faccio ricavare quello che può essere l'algoritmo. Poi dicono un'altra cosa, una difficoltà è data dalla variabile indicante il tempo, come si può affrontare? Tempo... Ah, il tempo a scuola. Il tempo probabilmente a scuola, cioè tutto il tempo, scegliete uno, quello più significativo. Riusciamo a sceglierlo a proposito insieme? Era una delle sfide di quest'anno che io in qualche modo ho detto in premessa quando ho iniziato, perché non scegliamo quello che ci sembra più significativo. Qui ci hanno dato appunto degli spunti, se ci rendiamo conto le cose da fare sono tante, scegliamo quelle che ci sembra siano più efficaci e quindi scegliamo di fare questo. Magari io dico sempre in dipartimento, scegliamo di farlo nel forum, diamo fra noi, iniziamo un confronto e quindi arricchiamo, cioè il mio non voleva essere né una ricetta, non lo può essere, non vuole essere niente, voleva essere semplicemente uno spunto da cui partire, su cui ragionare per fare qualcosa di più, per confrontarci. Grazie. Aggiungo un paio di cose, dopo andiamo avanti con un altro paio di domande. Per il forum ricordate tutti i corsisti che gli interventi, potete leggere gli interventi in tutti i forum, potete rispondere solo nel gruppo classe dove siete iscritti della provincia a cui appartenete, però potete leggerli tutti semplicemente selezionando in alto della finestra, anziché il forum, che ne so, Venezia per il gruppo di Venezia, Verona per il gruppo di Verona, tutti i partecipanti. In questo modo potete vedere anche
eventuali elementi che la professoressa Lazzaro vorrà introdurre nel Forum di Venezia. Però invito la professoressa Lazzaro, per quello che riguarda invece la lezione di oggi, o di aprire un filone di discussione a parte che tutti possano leggere, che non sia diviso appunto per partecipanti, in modo che ricevano tutti ugualmente le indicazioni. Sì, 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 lo apriamo insieme eventualmente. Da Treviso riporto: abbiamo apprezzato la distinzione tra stato e cambiamento e gli esempi proposti. Abbiamo qualche dubbio sulla formalizzazione e sull'uso delle parentesi. L'uso dei colori può essere visto come un passaggio che conduca poi alla scrittura con parentesi delle espressioni? Dipende sempre, secondo me, dal contratto che fate, se i colori sono efficaci, se invece come Speranza, come facevo io inizialmente, ma è passato un po' di tempo mettendo gli apici e le operazioni, va benissimo. Così come è importante, secondo me, lo dicevo prima, comunque poi far arrivare all'utilizzo delle parentesi. Va bene? Ok, direi che possiamo procedere. Allora, dovrò andare velocissima sugli esempi perché non abbiamo il tempo. Allora, il problema da cui sono partita. La professoressa Treu ci aveva fatto vedere la retta, sempre un ottimo laboratorio, e sulla retta a un certo punto c'erano tantissimi pallini che stavano tutti là, quindi mi è piaciuta anche l'idea sia poi di come ha diviso il segmento. Ci sono anche dei software che voi trovate per agevolare in questo, o l'idea della zoomata, perché a un certo punto si confondeva tutto, non sapevo dove metterlo e ho dovuto zoomare e lo posso fare. E allora quanti ce ne sono e quanti occupano lo stesso punto? Uno degli elementi critici, abbiamo già detto prima, è anche fissare il segmento unitario e poi farlo riportare così fedelmente. Questo, sia nel piano cartesiano che sulla retta, è sempre uno scoglio. Però la retta, nonostante questo, offre veramente, può essere visto anche come formalizzazione successiva, un ottimo palestra di allenamento. Offre anche l'opportunità di capire, o era il problema che mi sono posta, ma come faccio a far capire che frazioni e numeri decimali sono lo stesso numero, cioè il numero razionale, che uno si può trasformare nell'altro, che posso operare con entrambi e non lasciarli in cassetti separati? Allora i ragazzi normalmente cosa fanno? Trasformano i numeri decimali in frazioni e anche le frazioni in numeri decimali. Non è così facile magari se mi metto a complicare o a chiedere qualcosa di un po' più difficile, però lo fanno tranquillamente e operano. Comunque li lasciano sempre in vie parallele, vie separate. Metterle assieme e anche il fatto di rappresentarli nella stessa posizione sulla retta molto spesso diventa una cosa strana. Allora, questo è il punto da cui sono partita. Vediamo se con questo tipo di attività io riesco a far capire che frazioni e numeri decimali sono esattamente la stessa cosa. Il mio percorso si articola sempre in un po' di storia, che cosa dice la disciplina, in particolare mi riferisco sempre ai documenti della dottoressa Treu, e poi alcune criticità che incontro sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista dell'apprendimento degli alunni e alcune attività di esemplificazione. Allora, probabilmente mi sono detta il fatto che vengano lasciati in due compartimenti diversi è dovuto anche al fatto che con le frazioni hanno dovuto operare, l'uomo è trovato a dover operare sin dal 3000 avanti Cristo.
i numeri decimali circa nel XV secolo. Non sarà mai che appunto allora questi due cassetti distinti rimangono così perché storicamente si sono evoluti in questo modo. Non parliamo poi di una difficoltà comune che è la gestione dello zero nelle frazioni, che non è una difficoltà che poi è solo della scuola secondaria di primo grado, ma continua in quella di secondo grado. Allora, cosa hanno detto insegnanti in formazione? Soprattutto della scuola primaria, alcuni insegnanti che hanno fatto formazione hanno detto: non avevo mai rivolto l'attenzione a realmente, cioè non avevo mai riflettuto completamente che frazione e numero decimali in realtà mi rappresentano lo stesso numero razionale. Perciò, come fanno molti libri di testo, trattavo prima l'uno, poi trattavo l'altro e continuavo a trattarli separatamente. Difficilmente li mettevamo insieme in alcuni esempi, in alcune attività, per far capire che sono interscambiabili l'uno nell'altro, che sono due scritture diverse dello stesso numero. Vi ho già parlato di questo, alcuni punti ci sono tante volte, si possono trasformare l'uno dell'altro, difatti c'è il teorema di semplificazione, che è un'altra cosa su cui gli alunni hanno difficoltà, quella di semplificare le frazioni. Noi normalmente lo richiediamo, gli anglosassoni non lo richiedono, operano senza semplificazione. Una domanda che possiamo fare comunque lungo il nostro percorso è: sulla retta ci sono allora così tantissimi punti, anzi più tento di metterli, più zoommo e sempre ne trovo. E quanti sono questi punti? Mi coprono tutta la retta? E un punto sulla retta lo posso sempre scrivere come frazione? Anche se non sempre, perché ero abituata ad avere 1, 2, eccetera, ma è una frazione. E sulla retta, lo abbiamo visto anche per i relativi, è facile verificare la relazione d'ordine. Allora, anche se qui devo zoomare e dividere, mi riferisco sempre alla lezione dell'anno precedente, trovo che un quarto è compreso fra 0 e 1, fra 2 decimi e 3 decimi, poi trovo il suo valore che è 0,25. Le stesse cose non riesco a trovare, ad esempio, con frazioni con denominatore 7. Continuo a fare la divisione. Trovo l'intervallo, restringo sempre più l'intervallo per cui sono compresi, però vado avanti, diciamo, fra virgolette, all'infinito. Allora, frazioni, divisioni, aveva proprio riportato la professoressa Treu e la loro rappresentazione decimale. Si vede che allora il secondo a denominatore 7 è quello che noi chiamiamo un numero decimale periodico. Le frazioni, cosa trattiamo oggi? Oggi trattiamo soprattutto la frazione come quoziente, cioè il numero razionale. E numeri dello stesso insieme e possono venire anche sommati e sottratti, anche se forse a prima visione potrebbe non sembrare. Però la frazione, e aveva fatto un intervento anche la professoressa Treu dicendo il rapporto, eccetera, ha tantissimi significati. Il precedente anno, appunto, nella lezione o seconda o terza della professoressa si diceva la frazione come parte di un tutto, ma questo tutto può essere sia discreto o continuo. Anche qui però sorgono problemi. Sapete che tante volte si parla anche, i libri stessi parlano di parte di un intero, la frazione. Ecco, vorrei che approfondissimo questo, se è corretto parlare di parte di un intero o se è più corretto parlare di parte di un tutto. Allora, se il tutto è discreto, numero di persone, numero di oggetti, quando noi diciamo divido in parti uguali, faccio una ripartizione, uguali,
è il numero dentro ciascuna parte, non le persone, non le macchinine, non gli oggetti. E anche questo dobbiamo stare attenti al significato di uguale. Se io dico divido in parti uguali quando prendo la solita torta o prendo il solito rettangolo, cosa vuol dire uguali? Vuol dire aventi anche la stessa forma o basta che siano equivalenti? Anche qui dobbiamo stare attenti, in questo caso stiamo operando nel continuo. Altri significati di frazione, per cui appunto dopo veniamo portati come insegnanti a continuare con la frazione, con tutti i suoi significati, e a dimenticare magari l'equivalenza tra le due scritture, quindi le due cose che rimangono separate. E poi c'è la frazione come rapporto che ricordava la professoressa Treu. Qui abbiamo però un concetto di relazione, un legame tra due grandezze, ma la frazione come rapporto può essere vista poi anche come misura, e però come misura molto spesso utilizziamo anche i numeri decimali e utilizziamo frazioni e numeri decimali anche per le percentuali e anche nella probabilità 0,20, il 20%, 20 centesimi, sono tutte frazioni equivalenti e le utilizziamo. Allora, quali sono le difficoltà per gli alunni nell'operare insieme tra frazioni e numeri decimali? La prima difficoltà è nell'ordinarli e nel rappresentarli sulla retta. Se noi diamo un insieme composto da frazioni e da numeri decimali, vi è una difficoltà. Nelle operazioni, non parliamo anche dell'addizione poi tra due frazioni che non hanno lo stesso denominatore, eccetera, eccetera, oppure operazioni fra frazioni e numeri razionali. Nel gestire l'aggettivo uguale, dividere in parti uguali che abbiamo visto, A fratto B è lo stesso di A diviso B. Nel gestire equivalenze fra le scritture 0,25 e 25 centesimi, ma più di questo 0,25 e un quarto, o capire che in realtà sono lo stesso numero, e soprattutto nell'utilizzare autonomamente questi numeri in contesti che non siano meramente quelli scolastici, ma che possono diventare anche contesti di gioco o contesti che loro, altre situazioni che loro si trovano ad affrontare. La riduzione ai minimi termini, ok, gestire figure non standard, ho appena accennato, cioè nel gestire uno stesso simbolo, che poi mi danno lo stesso valore, però con significati diversi. Allora, non è così facile comprendere appunto gli alunni che rappresentazione effettivamente diverse, quali 0,25 come vi dicevo 25 centesimi, caso di probabilità, di sconti un quarto, sono un unico concetto matematico. Come evitare questo? Solo si dice una molteplicità di esperienze, di problemi, di situazioni. Ci vuole tempo. Serve scegliere cosa dobbiamo fare. Ci vuole ancora più tempo perché tutti voi avete anche sottolineato nei forum, perché ci arrivano tutti i messaggi di tutti i forum, che è sempre più difficile e quindi sempre più tempo è dovuto al fatto che il linguaggio è sempre più povero, ci capiscono sempre meno e sempre con maggiore difficoltà riusciamo a far capire, a far passare quello che è il nostro messaggio di docenti. Allora, le attività che vi propongo oggi mirano a considerare i numeri razionali come strumenti da usare e oggetti anche con cui giocare, perché vi propongo dei giochi abbastanza lunghi
salterò, sarò molto veloce, tutt'al più mi dite poi alla fine. Ci sono ulteriori domande poi alla fine? Sì, bene. Allora, mi direte voi se volete un approfondimento, se vi interessa, se devo andare più veloce, se ve lo devo mandare o quello che è, ma non ho molto tempo. E poi recuperare il significato delle diverse scritture dei numeri razionali, cioè decimale e frazionaria, mettendoli insieme. Quindi far vedere in due tabelle che ci metto vicino che fare una cosa è lo stesso che fare l'altra. Consolidare quindi anche l'equivalenza tra le due scritture, arrivare all'ordinamento di una sequenza numerica composta da numeri frazionari e numeri decimali, perché per sviluppare, dico qui, una consuetudine a utilizzarli normalmente e a comprenderli e anche a rappresentarli sulla retta. E soprattutto ci sono delle domande, ma li troverete un po' dappertutto, che possono guidare a dire: ma in questa situazione qual è la rappresentazione più opportuna, o quella che si usa di più, o quella che normalmente usi? Il primo gioco. Allora, questi documenti provengono da Mattabel oppure dai curricoli UMI. Erano già nei curricoli UMI del 2001 per la scuola media e sono stati ripresi da Mattabel. Il primo gioco è Pentrix, perché è una tabella a 5 righe, 5 colonne, quindi 5 diagonali. Si gioca o in singoli o a squadre, e ogni giocatore ha dei gettoni, pedine di uno stesso colore, o ogni squadra. E vi sono dei numeri dentro la tabella e dei numeri a disposizione. Questi numeri a disposizione attraverso l'operazione di divisione vi devono dare i numeri in tabella. Si noteranno alcune cose. Vince la squadra o il giocatore che riesce prima a completare, come una tombola, insomma, o quasi un quadrato, una riga o una colonna con le sue pedine o una diagonale. I numeri a disposizione, che sono 10 nel primo esempio, possono essere utilizzati più volte. Allora, le variazioni del gioco le trovate voi, le vedete voi, se lo ritenete che sia un gioco che si possa fare. Se nella stessa squadra ci sono più giocatori, le mosse le devono fare a turno, va bene, ogni giocatore non ha più di tanto tempo per calcolare, eccetera. Le regole man mano decidete voi la complessità. Allora, questa è la tabella, questi sono i numeri a disposizione. Dovete eseguire l'operazione di divisione. Che cosa ci si accorge? Ci si accorge che non tutti i numeri che otteniamo nelle operazioni di divisione poi li troviamo qua. Ci si accorge che alcuni numeri si ottengono più volte e ci si accorge anche che per ottenere un numero intero posso adottare delle strategie, va bene? Vediamo qui lungo non ce n'erano anche, ma dove magari ce ne sono di più posso adottare delle strategie moltiplicative prima, quindi lo trovo prima. E io vi ho scritto questo in una fase successiva, non è detto che avrò solo numeri interi, posso dire calcola il quoziente fra queste frazioni, ma lo riprendo. Allora, si ottengono numeri che non sono presenti in tabella. Se volete, vista la difficoltà, si può utilizzare anche in alcuni casi l'uso della calcolatrice, perché se magari ho, vediamo, precedente, 3 cifre dopo la virgola, ma i numeri li scegliete voi, non è così facile. Sappiamo, non so quanto utilizzate voi la calcolatrice normalmente, ma so che in molti casi si permette in alcune situazioni solo 3 volte, ma le regole le ditiamo noi a seconda del contesto classe che abbiamo a disposizione.
Allora, l'osservazione sono interi, alti decimali, aiuta nella scelta dei due numeri fra quelli a disposizione. Probabilmente dopo un po' di tentativi che dovrò utilizzare per vincere il gioco, allora ci sono delle domande che potrebbero essere guida per successive riflessioni. Dopo aver fatto questo gioco, aver provato cosa succede, aver deciso, aver visto chi vince. Che caratteristiche devono avere i numeri scelti per ottenere quel risultato? Posso ottenere lo stesso quoziente anche se divido numeri diversi? E se volessi un quoziente minore di 1, come sono i due numeri? Sto guidando. E se invece volessi un quoziente maggiore di 1, ecco, soprattutto se sono numeri interi, poi possono addivenire a trovare delle strategie per calcolare più velocemente, quindi per vincere prima. Qui salto perché altrimenti mi diventa troppo lungo e non ce la faccio. Si possono fare tantissime variazioni sul gioco, le variazioni possono essere che a loro volta, sempre con la divisione ad esempio, possono inventare loro dei giochi su cui far giocare gli altri compagni, si possono introdurre nella tabella anche dei numeri decimali periodici, dipende da quando voi in effetti avete intenzione di proporre questa attività. E successivamente si può cambiare anche la difficoltà che il gioco, l'operazione richiesta può cambiare, possono cambiare i numeri che ho a disposizione, che erano quelli che avevo sulla destra, posso cambiare i numeri in tabella, se sono cattivo cambio anche il numero di righe e colonne in tabella. Allora, questa era la prima parte, il primo obiettivo che mi ero data, operare in situazioni di gioco con questi numeri per far capire che non sono numeri là che mi servono solo per la matematica, che mi servono solo per fare certi calcoli. Recuperare il significato delle diverse scritture dei numeri razionali, cioè decimale e frazionaria. Allora, metto vicino due tabelle, 12 numeri, sia come numeratore che denominatore. Eseguo la divisione. A scelta del docente, qualcuno lo fa anche in Excel. Sono dei programmi, in alcune note didattiche, alcuni consigli che dicono di farlo anche con Excel. A scelta del docente i diversi tipi di numero decimali finiti, decimali periodici, eccetera, eccetera, possono essere rappresentati anche con colori diversi. Si nota che in diagonale il quoziente è sempre 1, si nota che qui ho dei numeri interi, qui ho dei numeri interi, si notano altri numeri interi. Quello che consigliavo è comunque, per rinsaltare l'equivalenza delle due scritture, di mettere a fianco le due tabelle, questa in cui io eseguo il quoziente e questa in cui io la scrivo come frazione. Allora, si potrebbe anche a questo punto, per far riflettere ancora sull'equivalenza delle due scritture, non solo della scelta dell'una o dell'altra in alcune descrizioni legate alla vita comune, il fatto di far riportare alcuni esempi che loro conoscono o che loro utilizzano, in cui utilizzano appunto le frazioni. Non è facile dire 8 e 3/4, 6 e 1/4. Penso che nella vita comune questo succeda facilmente. E poi altri esempi che penso
farete comunemente, se la lattina di Coca-Cola è di 33 centilitri, 0,33 litri, o è un terzo di litro, o le due scritture sono equivalenti, 2 terzi e 0,66 sono uguali. E poi altre esperienze che vi propongono, ma l'ho visto che è proposto tante volte, la moneta di 20 centesimi che parte dell'euro, ma soprattutto raccontami che strategia hai utilizzato per calcolarlo, perché c'è chi potrebbe passare attraverso i decimali, e poi le confrontiamo, o chi potrebbe passare attraverso un calcolo utilizzando la frazione. Sono due strategie, per questo chiedo come hai proceduto per rispondere, e poi ancora porta degli esempi, oppure se tu devi eseguire dei calcoli preferisci operare con frazioni o con numeri decimali. Io credo che qui ci diranno, dovremmo vedere la situazione, allora portami degli esempi. Se devo andare a fare la spesa o compilare una tabella del costo, cosa faccio? Nella ricetta cosa faccio? Allora, questi sono giochetti, però in realtà si possono complicare. Se il mio obiettivo è, l'obiettivo per gli alunni, che siano in grado di ordinare una sequenza numerica composta da frazioni e da numeri decimali. Allora, o con una vignetta di questo tipo, che è direi relativamente semplice, o con situazioni che adesso vi dirò, si possono confrontare frazioni e ordinare frazioni e numeri decimali. Questa è, mettiamoci in fila, dove ti devi mettere per aiutala a trovare il tuo posto nella fila che già alcuni compagni hanno formato. Elisabetta deve trovarlo e lo deve trovare anche. Allora Elisabetta deve mettersi tra A, Sara deve mettersi tra A. Più complicato, ogni alunno da un gruppo di frazioni e decimali in numero uguale, molti, pesca un numero a caso, frazione e numero decimale, ci si mette in fila o si costruisce o si dice la fila, annoto la fila, secondo un ordinamento a scelta. Cosa vuol dire? Dal più piccolo al più grande o dal più grande al più piccolo. Oppure ancora ciascuno ha un po', una certa quantità, sempre direi numeri uguali, in numero uguale di frazioni e di numeri decimali, li deve ordinare sulla cattedra, sul quaderno, li deve scrivere, eccetera, eccetera. Il gruppo che si fa per sorteggio. Nel caso in cui ogni alunno pesca un numero, frazione o decimale, una volta iniziato, cioè nei primi casi qui presentati, ordinare la sequenza diventa sempre più difficile, perché se mi comincio a mettere i primi hanno vita facile, fra 2 e 3 la trovano, i successivi inserirsi nell'ordinamento sicuramente hanno vita più difficile. Quest'altro gioco, che si chiama filetto di ordinamento, si può giocare anche a squadre. La tabella può essere molto più complessa. Ad esempio, in questo caso Livio ha i gettoni gialli, deve scegliere fra questi gettoni per compilare o una riga o una colonna, mettere il gettone giusto in riga o in colonna. La tabella può essere più estesa. Una sequenza di numeri ordinati in ordine crescente o decrescente, anche qui dipende da quelli che sono già inseriti. Vince per primo chiaramente chi mette 3 gettoni in fila. E non è finito, si possono fare delle variazioni su questo.
perché sarà da compilare una somma. La sequenza di numeri è sempre sia decimali che frazionari insieme. Io direi dopo, la strategia è a scelta, singolarmente o in gruppo, costruire una terna o una quaterna di numeri che abbia come somma un numero dato. Un altro gioco per consolidare l'equivalenza tra le due scritture è quello del domino. Devono mettere vicine le tessere, tassativamente una che sia frazione e una un numero decimale, che hanno lo stesso valore. Si costruiscono tante tessere, gliele fate costruire e anche questo è un rinforzo. Allora, qui ho la mia bibliografia. Volevo con voi sempre porre delle domande, fare il punto perché le mie sono solo delle piccole indicazioni, perché queste due cose appunto non rimangano su compartimenti distinti, e le domande per voi su cui ci possiamo confrontare nel forum, su cui ci possiamo anche confrontare qui nei 10 minuti che rimangono, sono queste. Quali tra gli esempi visti ritenete utili per far comprendere l'equivalenza tra la scrittura decimale e quella frazionaria e nell'ordinamento? Perché è importante ordinare o capire che rappresentano lo stesso pallino sulla retta. Quali tra gli esempi proposti, ve lo chiedevo anche prima, si possono integrare con la vostra pratica didattica, e voi qui me ne avete risposto, mi avete portato anche alcuni suggerimenti poi, e come anche li sviluppereste maggiormente, come proseguirete, inserite o no i numeri decimali periodici, quando lo fate, cosa potete fare col tempo che avete realmente a disposizione. Queste le domande per voi. Ritorno ancora, sempre perché mi riferisco a quanto era stato chiesto il precedente anno scolastico, le difficoltà che avete voi con il fatto di poi portare in classe, fare una progettazione, fare anche una valutazione, tener conto dei punti importanti da analizzare, e poi avete da fare il conto anche con la certificazione, perché avete richiesto questo il precedente anno. Allora, quali punti di quelli trattati sono utili a voi nella vostra programmazione, si diceva una volta, nella vostra progettazione didattica? Suggerite quali aspetti non sono trattati. E sulla base degli elementi, delle attività proposte o di alcune difficoltà che voi conoscete nella vostra pratica, sempre relativamente all'insieme dei razionali, descrivete i risultati di apprendimento per l'alunno e possibili elementi di valutazione. Cosa volevo dire? Se io adesso, perché pensando a quello che avete richiesto alla progettazione, vi chiedessi, descrivete sulla base di queste attività integrate con quello che sapete, la competenza attesa per l'alunno. Questo volevo in qualche modo dire. Che cosa direste? Perché sapete che vi viene richiesto sempre più frequentemente di descrivere in questi termini, di compilare in questi termini la progettazione didattica. Qui un rimando alle indicazioni nazionali, utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare lo stesso numero razionale in diversi modi, consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni, il concetto di rapporto, eccetera, tutti gli altri significati di frazione, e i traguardi ne padroneggia le diverse rappresentazioni, le due rappresentazioni diverse, in questo più di due, se parlo di percentuali, eccetera, eccetera, che poi sono uno stesso numero. Basta, questo avevo fatto il link prima. Quindi io penso di aver finito velocemente, spero di comunque essere stata abbastanza chiara, anche se sono stata molto molto veloce anche nella spiegazione dei giochi, ma sono solo spunti. La bibliografia ce l'avete, quindi se avete voglia di andare a vedere perché qualcosa vi interessa o vi sembra utile, c'è.
Benissimo, allora vedo che mancano 5 minuti alle 5, quindi direi che sospendiamo 5 minuti, poi riprendiamo alle 5 perché tutti quanti Per la fine, va avranno bene. fretta di andare via. È più sufficiente. Io intanto leggo già una domanda, dopo sospendiamo l'audio che era giunta da Rovigo un pochino dopo. Eh, Diceva, in scienze già in prima si parla di temperatura e quindi parlare di aumento o diminuzione di temperatura risulta naturale. È chiaro per loro il concetto di posizione e variazione. Troviamo valido e semplice parlare di piano cartesiano con i 4 quadranti. Appropriato l'utilizzo della battaglia navale. Il problema sta nel fatto che i testi procedono con i numeri naturali, interrompendo il percorso iniziato. La difficoltà sta nel significato dei simboli con le parentesi in terza. Consigli su come fare? Pensiamo un attimo e Sì, rispondiamo. ci pensiamo, comunque ecco, questo non corrisponde a quello che avevano detto prima. Va bene, ci pensiamo un attimo. Grazie. Sì, sì, va bene. Beh, questo, scusate, datemi una mano anche voi, ma questo intervento di Rovigo, intanto c'è una cosa secondo me fondamentale, riprendo quello di prima, poi passiamo a questo qua. Il fatto che l'intervento di Rovigo dice temperatura sì, ma stiamo attenti, io ho parlato di più caldo e più freddo invece di quegli esempi che li trovate anche lì, che invece era calore, non ho parlato di temperatura aumenta o diminuisce. E lì vedo la stina di mercurio, come ha detto la collega, è quella una cosa. Poi il fatto di usare i simboli in terza non l'ho capito. Datemi una mano voi perché non ho capito cosa mi chiedeva. Posizione e variazione. Troviamo valido e semplice Invece parlare di no, piano non è chiaro, cartesiano. io l'ho riscontrato anche per scienze, non è assolutamente chiaro perché è una delle battaglie di Guidoni, ma non importa. Vabbè. Il problema sta nel fatto che i testi procedono con i numeri naturali, interrompendo il percorso Va bene, iniziato. questo l'abbiamo capito, è per forza, dopo sta l'insegnante che E sceglie, è per parla forza. della difficoltà sta nel significato dei simboli con le parentesi in terza. Quindi su come E fare. parliamo... Eh? Sì. Che sia quello. Se uso da subito... E invece su questa seconda, un ritorno mio. Cioè, quanto presentato, seppur continuo a dire velocemente, lo ritenete che si possa attuare? Lo ritenete applicabile oppure no? Trovate questa difficoltà nell'uso dei... Sui razionali sto parlando. Cioè, gli esempi proposti, ne fate già simili in classe? Simili, non gli stessi. Beh, allora, purtroppo per una questione di tempo, l'unica situazione in cui se li trovano davanti insieme è qualche espressione dove apposta metti il numero decimale, limitato oppure periodico, e Tanto lo poi metti una trasformano. frazione. Quindi quando si danno solo numero decimali limitati, loro ti chiedono ma perché io dovrei mai trasformare in frazioni per fare questo calcolo? E quindi il senso della trasformazione io di solito glielo motivo proprio nel fatto che un numero periodico, se tu vuoi sommarlo, sottrarlo correttamente, neanche con la calcolatrice puoi farlo, perché la calcolatrice non te lo rappresenta tutto e quindi invece la trasformazione in frazione ti dà il numero così com'è. Io dico è una scatola di farfalle, se tu apri una frazione che è rappresentata da un numero periodico, lo scriverai sempre in modo impreciso e quindi vi invito a rendersi conto che
questa trasformazione li aiuta ad essere precisi, diciamo, a non perdere nulla, a non approssimare nulla. Io credo che comunque ci sia un problema di fondo, che il fatto che cos'è una rappresentazione decimale, cos'è un numero decimale, è qualcosa che sfugge via. Nel senso che anche quest'anno io li ho provocati a un certo punto, forse non mi sono neanche resa conto della provocazione, ma poi è uscita, perché parlavamo di minuti e secondi e 2,4 minuti sono 24 secondi. E in tutta la classe ce n'è stato solo uno che ha detto no. Come facciamo a capire quanto è? Allora io li ho portati a 2,5, che è più facile da calcolare, che 2 minuti e mezzo, quanto è. Però uno solo mi ha detto è 4 decimi, allora devo fare un decimo di minuto e moltiplicare per 4. Cioè il concetto di cosa c'è dopo la virgola, il significato della quantità non è chiaro. Quindi loro hanno il senso di... preferiscono utilizzarli perché meccanicamente sanno fare le operazioni con numeri E anche decimali perché la calcolatrice? e la calcolatrice, però che cosa rappresentino effettivamente sfugge via. E devi proprio provocare delle situazioni in cui non li possono usare senza pensarci. Qualcuno poi il pensiero lo fa, qualcun altro non lo fa. Io credo che poi ci siano dei tempi in cui le persone arrivano in modi diversi. Hanno anche sempre in mano i decimi e i centesimi dell'euro, che è una cosa che può essere utile. Mentre io dico, ragazzi, noi non avevamo i decimi e i centesimi con la lira, quindi io li riporto sempre anche a questo. Però è una cosa che sfugge il senso di quello che c'è dopo la virgola, come quantità. Quindi questo credo che sia un problema perché confrontare con le frazioni li aiuta forse a ricollocare un po' di più questi numeri e ad approfondire il senso di questi numeri decimali che pensano di conoscere, in realtà non hanno compreso bene. In questi materiali che ho consultato, Matabel vari, della Maier, allora, perché parla soprattutto di decimali rispetto a invece Matrioske, che era un altro che parla anche di frazioni e che ho tentato in qualche modo di, spero di non aver fatto errori, ma la professoressa Treu mi ha detto di no, di mettere insieme. E c'era appunto affrontando, vado a fare la spesa, la tabella, il calcolo del senso di tutti, cioè uno yogurt costa 0,25 se te lo prendi a un discount, se te lo prendi della Iomo ti costa di più, oppure dipendi se lo yogurt è da 150 grammi o è da 125, eccetera, eccetera, no? E quindi proprio metterli a confronto, aveva proposto varie attività, varie tabelle, se le fanno anche a casa, vanno alla ricerca, cioè qualsiasi. E penso che sia fondamentale perché sappiamo bene che se loro vedono 3 cifre dopo la virgola, quel numero sicuramente, ecco l'ordinamento importante anche con le frazioni, è più grande di uno che ne ha una sola e non capiscono il senso. Il collegamento. Sì. D'accordo perché abbiamo passato le 5. Tanto è arrivato da Padova. Rispondo? Allora, prima di tutto, quello precedente, rispetto a che in prima conoscono già la temperatura, posizione, variazione, eccetera. Va benissimo. Quello su cui mettevo in guardia era il fatto di non utilizzare più caldo e più freddo, perché non è già più temperatura, andiamo verso un concetto diverso che è quello di calore. Temperatura mi sta benissimo, anche perché una collega qui ci faceva presente prima che vedono il mercurio quando è poco o quando è molto, cioè si alza bene l'asticella nel termometro e quindi riescono a capire che quando è poco in effetti siamo tanto giù e quando è molto invece la temperatura è alta perché ce n'è molto e va bene. Il fatto che i libri di testo poi, anche se lo introducono in prima, non lo usino più, è vero,
e l'unica è l'insegnante. Il libro di testo è un supporto, ma tanto sappiamo che l'insegnante comunque deve mediare sempre, quindi l'unica offrire occasioni o prospettive diverse è l'insegnante. Poi vi volevo portare una riflessione fatta qua sui numeri diciamo decimali che operano anche perché i libri di testo offrono espressioni che hanno frazioni e numeri decimali, devono calcolarli e va bene, operano, però non capiscono perché devono operare, a cosa gli serve. Allora un insegnante qui ha provocato facendo capire che se ad esempio hanno un numero decimale periodico, se non lo trasformano in frazione non riescono a sapere il calcolo esatto. Certo, a questo punto direi, invece di metterla in negativo, la mettiamo in positivo, il fatto dell'uso della calcolatrice. Si vedono una sfilza di numeri per cui in effetti il significato, il numero esatto non lo riescono a trovare. Qui dopo c'è un concetto anche di approssimazione, ci può ragionare su tantissime cose. Però la stessa insegnante faceva presente che sfugge il significato soprattutto di quello che è dopo la virgola, cioè una delle difficoltà degli scogli è proprio quello di far capire che non è detto che un numero con 3 cifre dopo la virgola sia maggiore di un numero che ne ha una sola, perché questa è una delle cose, degli errori tipici a cui gli alunni spesso vanno incontro. Domande? Allora, da Padova, forse più riferito alla parte precedente, dice: se ci sono bambini con orientamento spaziale, termometri e linee non aiutano molto. Ci sono altri approcci per questi casi estremi? Sicuramente, non sono un'esperta. Facciamo una ricerca insieme. Non sono assolutamente su questo un'esperta, mi sono sempre detta approfondirò, però accetto consigli. Ecco, da Treviso invece, che salutano anche loro, alcune considerazioni. Rileviamo problemi di gestione dei tempi e modi nell'organizzare i giochi proposti nel tempo scuola. Poi, come valutare le competenze legate a queste attività? Ultimo punto. Vorremmo chiedere approfondimenti sull'uso della retta numerica per il confronto. Per il confronto di numeri? Presumo finiscono così con la domanda, però forse non erano presenti alle lezioni dello scorso anno, perché trovano molto materiale. Avete molto materiale e anche la suddivisione del segmento e anche quanto c'è nel teorema di Talete. Avete molti materiali però anche in rete e anche molti materiali dinamici su questo, se avete la possibilità di farli vedere. Comunque i suggerimenti ci sono nelle lezioni del precedente anno, non ricordo più. Che ho caricato nella lezione, credo, nella prima lezione, nella cartella materiali avevo ricaricato i materiali utilizzati lo scorso anno, che erano premessa per quest'anno, quindi li trovate lì in piattaforma. Bene. No, le prime domande a cui volevo rispondere invece... problemi di gestione del tempo allora, e la i giochi, valutazione delle i problemi di gestione del tempo, avete ragione, però lo fate una volta, decidete. La gestione delle competenze era quello che vi avevo detto, scrivere voi la competenza attesa a questo punto rispetto a alcune attività che sono solo il punto di partenza che vi ho proposto. Se io ho dato degli obiettivi a quelli iniziali in cui vi ho detto confrontare, capire, eccetera, quelli saranno poi in qualche modo delle linee guida per la competenza attesa. Però era quello che io avevo proposto, diciamo, come opportunità per tutti di arricchirci e di confrontarci su questo, perché devo anche sapere cosa pensate di utilizzare meglio e che cosa poi come voi volete proseguire. D'accordo, non ho ricevuto ulteriori domande. Spero che veramente avremo l'opportunità di confrontarci comunque nel forum, perché è una grossa occasione su questo, perché sono gli elementi di valutazione, perché se parlo di competenza attesa vuol dire quello che poi io andrò, intanto che mi aspetto,
ma poi quello che dopo andrò a valutare è un problema che tutti gli insegnanti hanno. Benissimo, allora vi ricordo che in piattaforma trovate i materiali e che c'è l'obbligo di recuperare le lezioni mancate nei forum e naturalmente previa visione dei video. Salutiamo tutti. Sì, grazie a tutti di aver pazientato sino ad ora. Ci vediamo il 6 febbraio per la prossima lezione di matematica, mentre Ah, per chi è iscritto a scienze sarà il 18. Volevo aggiungere una cosa, probabilmente nell'ultima lezione, cioè quando vi invito a arricchire questi materiali o a portare le vostre esperienze, perché se riusciamo a raccogliere come tutor varie esperienze vostre, nell'ultima lezione possiamo fare in qualche modo un archivio, possiamo portare a tutti le riflessioni su tutte le vostre proposte e sulle vostre esperienze, magari dedicarci, era uno degli obiettivi iniziali, se riusciamo quest'anno, magari un'oretta per il confronto. Il confronto di che cosa? O di alcune attività che voi potete provare in classe, per questo il riferimento ai materiali del precedente anno, o di alcune attività che voi proponete e che avete fatto in classe. Grazie ancora. Grazie e arrivederci.